Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Il comune di Paternò, nel catanese sciolto per infiltrazioni mafiose, l'ormai ex sindaco Nino Naso in una nota si dice amareggiato e innocente, rabbia e disappunto tra i cittadini. Bufera giudiziaria sulla Liberty Lines, la compagnia di navigazione non avrebbe comunicato alla regione una settantina di avarie ai mezzi, incassando ugualmente i finanziamenti tra gli indagati e anche parenti degli armatori Morace, nominati dalla procura 3 amministratori giudiziari. Elisoccorso in Sicilia da 12 anni in mano allo stesso operatore. L'autorità nazionale anticorruzione boccia la regione siciliana per carenza di professionalità e competenza e contesta la violazione del codice degli appalti. A poche ore dall'invito della Commissione regionale antimafia alla regione perché revochi la concessione della spiaggia di Mondello alla Immobiliare italo-belga, la società replica a muso duro. Palermo svaligiato, il negozio Gucci in via Libertà, il colpo da 40.000 euro, i ladri hanno sfondato la vetrina della boutique di lusso riuscendo a portare via borse e accessori. Agrigento, Ettore Bassi nei panni del sindaco pescatore Angelo Vassallo, la storia di un delitto ancora senza verità in uno spettacolo che riaccende coscienze e domande. Calcio, emergenza difesa nel Catania, out Pieraccini, Ierardi e Quaini, domenica contro il Latina potrebbe toccare ad Allegretto, appuntamento con diretta stadio su Telecolor alle 14. Serie B, vigilia di campionato per il Palermo che domani tornerà in campo a Chiavari contro l'Entella, Inzaghi confida nel ritorno al gol di Poyampalo. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale andando a Paternò, il comune del Catanese che ieri è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. La nostra Adelaide Barbagallo è andata proprio a Paternò, ha raccolto quelle che sono state anche le dichiarazioni della gente che si è detta arrabbiata e ha espresso il disappunto, laddove in una nota l'ormai ex sindaco Nino Naso si dice innocente. Sentiamo. È una cosa che dispiace a chi è paternese, penso che dispiace. Non c'è niente più da fare in questo paese, si è rovinato, basta più. La notizia dello scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Paternò viene vissuta dai cittadini con amarezza, frustrazione, rabbia. Lo scioglimento è stato disposto dopo la relazione commissione di accesso antimafia nominata dall'allora prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, scattato in seguito all'operazione antimafia Atena dello scorso anno che ha coinvolto il sindaco Nino Naso, l'ex assessore Turicomis e l'amministratore Pietro Cirino, indagati e oggi imputati per il reato di voto di scambio politico mafioso per le comunali del 2022, assieme agli esponenti della criminalità organizzata Vincenzo Morabito, presunto reggente, uomo legato ai Laudani di Catania, e al presunto affiliato Natale Benvenga. Ma io ovviamente mi vergogno per loro, non mi vergogno in quanto cittadino, però se io fossi nei loro panni mi vergognerei veramente tanto. Ma dico, perché non se ne andava prima sto cristiano che capisce abbandonare un paese intero? Nino Naso, che si è allontanato per alcuni giorni da Paternò, affida una nota il suo commento, parla di momento doloroso e di amarezza, sostiene di non aver avuto e non avere legami con la mafia o ambienti malavitosi. La gestione del comune, per la durata di 18 mesi, rinnovabili per altri 6, viene affidata adesso a una commissione straordinaria. Paternò è il quinto comune della provincia etnea ad essere sciolto per infiltrazioni mafiose negli ultimi 2 anni. Gli altri sono Castiglione di Sicilia, Palagonia, Randazzo, Tremestieri etneo. Bufera giudiziaria sulla compagnia di navigazione Liberty Lines che non avrebbe comunicato alla regione una settantina di avarie dei mezzi avvenute in 2 anni, incassando comunque i finanziamenti tra gli indagati e anche parenti degli armatori Morace. Ma sentiamo Laura Spanò.
Compariranno tra lunedì e martedì davanti al GIP di Trapani e Massimo Corleo le 9 persone per le quali la Procura ha chiesto l'applicazione delle misure cautelari nell'ambito della maxi inchiesta che vede coinvolta la compagnia di navigazione Liberty Lines che opera nei trasporti veloci sulle rotte che collegano la Sicilia alle isole minori. Sono manager, amministratori e ufficiali della Capitaneria di Porto indagati a vario titolo per i reati di corruzione, falso, frode nelle pubbliche forniture, rivelazione di segreti d'ufficio, attentato alla sicurezza della navigazione. Gli indagati sono 48, comprese 2 società di navigazione. Oltre alla Liberty Lines anche la SNS, società realizzata dagli armatori Morace e Franza per acquisire dalla regione la dismessa compagnia Siremar. Il nome di Franza però non compare tra gli indagati. Compariranno dinanzi al GIP lunedì Alessandro Forino, Anna Alba, Giancarlo Licari, Ferdinando Morace e il sottufficiale della Capitaneria di Porto Elio Maniglia. Martedì sarà la volta di Marco Dalla Vecchia, Gennaro Cotella, Gianluca Morace e Nunzio Formica, tutti della Liberty Lines. L'indagine della finanza, coordinata dalla Procura, è scattata nel 2019 ed è arrivata sul tavolo del GIP nel dicembre 2024. Un faldone di 4.000 pagine. L'invito a comparire invece è dello scorso 14 novembre. Ancora una volta, dietro i collegamenti veloci navali tra la Sicilia e le isole minori, emerge così uno scenario fatto di gravissime complicità. Obiettivo: lucrare il più possibile sui fondi pubblici messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione. Dalla Procura di Trapani fanno sapere che l'inchiesta e l'esecuzione dei sequestri non ferma l'attività di navigazione indispensabile per garantire i collegamenti tra le isole minori e i porti della Sicilia. È stato per questo nominato un collegio di amministratori giudiziari composto da 2 dottori commercialisti e un avvocato. Sfruttamento del lavoro e truffa aggravata ai danni dello Stato. I carabinieri di Cefalù hanno notificato l'avviso di conclusione indagini a carico di 9 persone, uomini e donne, di età compresa tra i 26 e i 75 anni. Gli indagati, dirigenti e tutor di alcuni istituti paritari riconducibili a una cooperativa sociale, avrebbero falsamente attestato la regolarità dei progetti formativi e la frequenza ai corsi degli alunni. In Sicilia, illegittime le gare per l'elisoccorso. Da 12 anni è in mano a un unico operatore. L'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, boccia così la Regione. Contesta le proroghe di 2 bandi del 2025. Emanuela Corsi. È un'altra tegola sulla regione siciliana. L'Autorità Nazionale Anticorruzione boccia l'amministrazione regionale per carenza di professionalità e competenze e contesta la violazione del codice degli appalti e consulenze illegittime. La questione riguarda l'affidamento dell'elisoccorso che da 12 anni in Sicilia è in mano ad un unico operatore. Il servizio del valore di 1,8 milioni di euro al mese era stato aggiudicato nel 2013 alla Iner Aviation, poi diventata Babcock e oggi Avincis Aviation Italia. Dal 2021, scaduto il contratto, la Regione ha continuato a prorogare l'affidamento anno dopo anno. Come scrive il quotidiano Repubblica Palermo, quest'anno la stazione appaltante, cioè il Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute retto da Salvatore Iacolino, ha avviato 2 bandi. Uno che riguarda Caltanissetta e Catania riceve un'offerta, l'altro per il servizio Palermo-Lampedusa e Messina-Pantelleria, suddiviso in 3 lotti di 109 milioni di euro per 30 mesi, invece non registra alcuna partecipazione. In attesa di un nuovo bando, la Regione avvia una gara ponte da 33 milioni di euro per la durata di 8 mesi, invitando a partecipare soltanto la Avincis Aviation Italia. Il 21 luglio scorso l'ANAC chiede alla Regione la documentazione degli ultimi 12 anni. Nello stesso giorno il responsabile unico del procedimento, Emanuele Di Paola, sospende le procedure aperte ma va avanti con la proroga per Avincis. Ora ANAC rileva gravi profili di illegittimità e suggerisce un'eventuale aggregazione della committenza con altre regioni attraverso l'adesione a convenzioni attive. La Regione ha 2 mesi di tempo per mettersi in regola. La società italo-belga replica duramente alle invettive dell'antimafia regionale che chiede a Schifani la revoca delle concessioni a Mondello. Dal canto suo il governatore ha dato mandato ai suoi uffici di passare al setaccio tutti gli appalti in corso. Sentiamo.
Passare al setaccio tutti i subappalti e le assegnazioni di lavori a terzi da parte dei concessionari demaniali, ma in generale da parte di chi ha a che fare con la Regione. È l'idea che serpeggia in amministrazione regionale con il presidente Schifani, che ha dato mandato ai suoi uffici di avviare una verifica puntuale, in realtà in parte già avviata dall'assessore Savarino. Non sarà una cosa né facile né breve, ma è l'unica da fare per garantire trasparenza. Intanto, a poche ore dall'invito della Commissione regionale antimafia alla Regione perché revochi la concessione della spiaggia di Mondello alla immobiliare italo-belga, la società replica a muso duro. Gli affidamenti alla GM, che sono nell'occhio del ciclone, erano stati comunicati, dice la italo-belga. Si tratta di affidamenti di opere e non di trasferimento di concessione. La tipologia di affidamento non è fra quelle per le quali è necessaria la certificazione antimafia. Per legge, la stessa GM era in possesso comunque di tali certificazioni, visto che la prefettura ha emesso procedura di interdittiva solo qualche giorno fa. Da Roma a Palermo però è un continuo assalto alla dirigenza. Dalla Vardera a Calenda si plaude alla Commissione antimafia, anche se la relazione non è ancora stata depositata. Quando arriverà, Schifani promette di analizzarla con attenzione e comunque di trasmetterla all'ufficio legislativo e legale, l'unico che può dare indicazioni su eventuali provvedimenti amministrativi. A Palermo un'auto usata come ariete per un colpo nel negozio Gucci in Via Libertà. È stata rubata merce per 40.000 euro. Marco Gullà. Torna in azione la banda della spaccata e stavolta poco prima dell'alba ha preso di mira le vetrine della Maison Gucci in Via Libertà, pieno centro di Palermo. Saccheggiato il negozio, i ladri hanno rubato merce e borse per circa 40.000 euro. Per farlo, intorno alle 5:30, si sono scagliati con una macchina contro le vetrine andate in frantumi dopo un paio di tentativi. Il rumore non sarebbe passato inosservato, è scattato pure l'allarme, ma la banda, composta da almeno 3 persone, nel frattempo si è dileguata. Sul posto le volanti della polizia e gli investigatori della polizia scientifica. La zona antistante la boutique è stata trincerata con il nastro bianco-rosso e gli investigatori hanno acquisito le immagini dell'impianto di videosorveglianza. Sul posto anche il personale della scientifica che ha analizzato la scena del crimine e sequestrato il paraurti della macchina rimasto sul marciapiedi davanti al negozio. L'ultimo furto tentato dai ladri da Gucci risale al 2023, il giorno dopo un assalto da Louis Vuitton, ma in quell'occasione i ladri riuscirono a mandare in frantumi la vetrina senza però accedere al negozio. Era andato invece a segno il colpo del 2018, quando i ladri usarono una lancia per buttare giù l'ingresso della boutique. Adesso a Catania, dove la polizia ha arrestato un 41enne per rapina aggravata nei confronti di una turista spagnola, che è avvenuta all'interno del B&B nel quale era ospite. Le dichiarazioni della donna hanno coinciso con le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che state vedendo adesso. E qui si vede un uomo con il volto travisato da un cappellino che, dopo essersi introdotto nella struttura ricettiva, ha aggredito la donna, riuscendo con violenza a strapparle 2 collanine, un orologio in oro, per poi fuggire con lo stesso ciclomotore con cui poco prima era arrivato. Le tempestive indagini, svolte su direttiva della procura, hanno permesso di individuare il presunto autore della rapina, che è stato condotto in carcere. E adesso a Gela, l'inchiesta White Sheep svela infatti un mercato della cocaina ormai stabile e trasversale, integrato nella vita di professionisti, famiglie e lavoratori comuni. Una rete capillare con una base logistica in un garage di periferia che racconta il volto sommerso e il disagio urbano. Gerry Italia. Una città che vive accanto a un mondo parallelo, quasi invisibile, è quello che emerge dalle oltre 1000 pagine dell'indagine White Sheep coordinate dalla Procura e dai Carabinieri del reparto territoriale di Gela. Un sistema in cui la cocaina non è più un vizio nascosto, ma una presenza costante nelle case, nei luoghi di lavoro e persino dentro le relazioni personali. Al centro dell'inchiesta il 25enne Emanuele Curvà, che secondo gli inquirenti gestiva un servizio di spaccio ormai strutturato, telefoni dedicati, clienti fidelizzati e consegne rapide. La base operativa era un garage nella zona di Baracche,
diventato il punto d'incontro tra un'economia sotterranea fiorente e bisogni quotidiani sempre più diffusi. I consumatori sono giovani professionisti, lavoratori, donne in carriera, figure insospettabili accomunate da un disagio crescente e dalla ricerca di prestazioni sempre più elevate. Nelle chat intercettate compaiono parole in codice, baci, pecore, regalini che mascherano richieste di droga e quantità, e i legami tra pusher e clienti diventano veri rapporti di fiducia. C'è chi affida il proprio bancomat allo spacciatore, chi chiede anticipi sullo stipendio, chi dilaziona i debiti come se fossero rate. L'intercettazione di una donna coinvolta, consumatrice abituale, ha aperto il varco in un sistema molto più ampio. Per pagare le dosi sarebbe arrivata persino a prostituirsi, un segno drammatico del livello di fragilità che attraversa la città. È sintomo di un disagio, chiaramente, che ripeto, non solo in termini di contrasto e di repressione siamo presenti come Arma dei Carabinieri e nelle nostre attività di indagine, ma anche come prevenzione. Il quadro che emerge è quello di un circuito chiuso, autoregolato, fatto di fiducia e silenzi, non un fenomeno relegato al degrado, ma una normalità distorta che attraversa la città e racconta il peso crescente della cocaina nella vita quotidiana. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torneremo con delle immagini davvero molto romantiche, possiamo dire così, la scoperta del foliage sull'Etna tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, adesso andiamo alla scoperta del foliage sull'Etna, i suggestivi scenari offerti dai colori dei boschi in autunno. Lorena Dolci. Le foglie danzano nel silenzio blu, un sussurro lieve, un battito di più. La luna... Un mosaico di colori, paesaggi che sembrano dipinti. L'autunno è un'opera d'arte che si rinnova ogni anno, quando le foglie si tingono di bruni, rossi, arancio, una fiammata di colore prima dell'inverno. Lo chiamano foliage e nel mondo è diventata un'attrazione. Scenari d'autunno che si possono ammirare anche a pochi passi da casa nostra. Una giornata di pioggia sull'Etna, a Piano del Vescovo. Siamo in un bosco di faggi splendido, bellissimo, dove i colori esprimono il massimo della natura, dove è il momento della chiusura di un ciclo che è partito già in primavera e in questo momento si chiude con questi colori molto caldi, dove si varia dall'arancione al giallo al rosso. Il cuore ascolta il suo stesso tormento. Non c'è un giorno preciso, dipende dal clima. Sul vulcano lo spettacolo è già iniziato. Il castagno, c'è qualche acero, c'è qualche pioppo tremolo che in questo periodo arricchiscono questo luogo appunto con i loro colori nel momento in cui perdono le foglie. Un paesaggio incantato dove, come nelle favole, tutto è possibile. Adesso andiamo ad Agrigento, dove va in scena la storia del sindaco pescatore Angelo Vassallo, un delitto ancora senza verità e uno spettacolo che riaccende coscienze e domande. In primo piano l'interpretazione intensa di Ettore Bassi. Davide Sarto. Agrigento si è ritrovata davanti a una storia che ancora brucia. Al Palacongressi è approdato il sindaco pescatore, secondo appuntamento della rassegna Riflessi Culturali diretta da Gaetano Aronica. Uno spettacolo che continua ad attraversare l'Italia portando una domanda sospesa da 15 anni. Chi ha ucciso Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, diventato simbolo di legalità e coraggio, capace di trasformare la politica in servizio autentico per la comunità? Angelo rappresenta una storia di un uomo speciale nella sua semplicità, nella sua normalità. La normalità di essere speciali e la specialità di essere normali, proprio perché incarna in sé una serie di valori che attraverso la sua vita e come è andata, a prescindere da come è finita, dimostra che fare le cose per bene è possibile e che mentre le si fanno quello è la cosa che più conta, il viaggio e non il risultato. Poi il risultato si cerca ovviamente di evitare che sia quello che
invece è toccato purtroppo a lui. Tratto dal libro del fratello Dario Vassallo, lo spettacolo ha offerto ad Agrigento un racconto civile potente che invita a non smettere di cercare la verità e la giustizia. Una serata dal forte impatto emotivo che ha ricordato a tutti quanto il coraggio e l'integrità possono fare la differenza nella vita di una comunità. Adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa, torniamo tra pochissimo con il calcio. E prima del calcio una notizia: i siciliani potranno contare sul bonus della regione contro il caro voli fino al 28 febbraio 2026. È stato infatti firmato il decreto del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con cui viene esteso il periodo di validità per il riconoscimento dei contributi erogati ai cittadini siciliani per ridurre gli svantaggi derivanti dall'insularità, continuando a garantire uno sconto per l'acquisto dei biglietti aerei per i residenti che viaggiano in aereo da o per l'isola, anche in vista delle festività natalizie. E adesso al calcio: è emergenza difesa per il Catania in vista della partita di domenica contro il Latina. Ma sentiamo i particolari nel servizio di Francesco Triolo. Domani in conferenza stampa Mimmo Toscano potrà avere il quadro più chiaro, ma quella che si preannuncia in vista della partita di domenica al Massimino contro il Latina per i rossazzurri è un'autentica emergenza in difesa. Il tecnico si ritrova a corto di uomini, soprattutto appunto nel reparto arretrato, che è già privo di Gherardi, che deve scontare ancora 2 giornate di squalifica. Deve fare i conti anche con l'infortunio di Pieraccini, fermo come accertato dagli esami strumentali per una lesione distrattiva del flessore della coscia destra. A questo aggiungiamo anche la squalifica di Quaini, che in passato è stato impiegato anche in difesa e poteva essere una soluzione, oltre all'infortunato di lungo corso Martic. Ecco quindi che l'allenatore rossazzurro ha ben poco da immaginare e dovrebbe dare fiducia ad Allegretto, sinora utilizzato con il contagocce, solo 3 presenze da subentrante per appena 32 minuti di gioco, che è l'unico difensore di ruolo rimasto a disposizione, mancino da adattare a destra nella linea 3 con Di Gennaro e Celli. Le alternative sono l'impiego da braccetto di Casasola con Lunetta sulla corsia esterna o l'abbassamento di Corbari, già destinato a rimpiazzare Quaini in mediana, con Jimenez a centrocampo. E da valutare c'è anche la condizione di Donnarumma, che potrebbe cambiare qualcosa nelle scelte. Insomma, 48 ore di tempo per pensarci, per capire soprattutto chi Toscano può avere a disposizione. E adesso una notizia che arriva dal Trapani Calcio: cambio in corsa del vertice dell'area tecnica. Si tratta del massimo responsabile della gestione tecnica della società, affidato lo scorso mese di dicembre a Peppino Pavone, prima in qualità di direttore sportivo, poi di responsabile dell'area tecnica. Al suo posto, già da ieri sera, il presidente Valerio Antonini lo ha sostituito con Luigi Volume, ex DS di Salernitana, Ternana, Taranto, Matera, Brindisi e Martina Franca. E ora ci occupiamo della nostra programmazione, perché oggi, dopo questo telegiornale, come ogni venerdì, l'appuntamento è con preview, i temi del prepartita fra Catania e Latina, con l'analisi tattica, le ultime su Siracusa e Trapani. Spazio anche al calcio dilettantistico, con la presenza in studio del presidente di Federcalcio Sicilia, Sandro Morgana. Come sempre la trasmissione è condotta dal collega Marco Carli. Adesso la Serie B, vigilia di campionato per il Palermo. Inzaghi spera davvero nel ritorno al gol di Poyampalo. Sentiamo Marco Gullà. Alla ricerca del gol perduto, Joel Poyampalo domani a Chiavari contro Lentella proverà a spezzare il digiuno di reti. Il finlandese non segna da 5 gare e parallelamente al suo ramadan di gol c'è anche la crisi di risultati del Palermo. Dopo la sosta, rosanero quindi domani in trasferta contro Lentella. Inzaghi valuta qualche novità per la sfida di domani alle 15, ma senza stravolgere l'impianto della squadra. L'allenatore è orientato a confermare il 3-5-2 utilizzato nelle ultime gare, magari ritrovando un'impostazione più da trasferta
trasferta, in linea con le caratteristiche dell'avversario e con il terreno di gioco, il sintetico. Assenze: non saranno disponibili Gyasi, Gomez e lo squalificato Ranocchia. A centrocampo Blen è il principale candidato a sostituire proprio Ranocchia. Ai suoi lati dovrebbero agire Palumbo e Segre. In attacco Brunori non ha convinto del tutto a Castellammare di Stabia e potrebbe partire dalla panchina. Chance quindi per l'Edo Aron e ovviamente Poyampalo. È la prima delle 6 gare fino alla prossima sosta di campionato, ovvero quella invernale. Il Palermo non ha più alibi. Il telegiornale finisce qui, grazie a tutti per averci seguito, vi lascio a preview con Marco Carli e vi ricordo che il nostro appuntamento con l'informazione si tornerà alle ore 19. A tutti un buon pomeriggio.